Salve a tutti e benvenuti al Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti al nuovo magazine. Vai. Allora, nel magazine di oggi parliamo di due film TV, ma anche film cinema, credo, no? Massimo, dico bene? Uno lo potete trovare su Now TV, quello di cui parla il mio socio, l'altro è Testé al cinema. Allora, diciamo intanto i titoli. Uno è Madres Paralelas di Almodovar e colonna sonora di Alberto Iglesias. Mentre tu, Massimo? E invece il mio è Animali Fantastici, i segreti di Silente di David Yates, ovviamente spin-off di Harry Potter, della saga di Harry Potter, con le musiche di James Newton Howard. E allora vai, parla di questo, dai. Allora, terzo film della saga di Animali Fantastici. Allora, questa saga non mi ha mai convinto, pur essendo un potteriano doc fin dalla prima ora, ma io sono un amante appassionatissimo del proprio metodo di scrittura della Rowling, della J.K. Rowling, e ho amato ovviamente Harry Potter sia librario che al cinema. Devo dire che questa scelta di trasporre un libro piccolissimo, che in realtà un libro non è, una specie di bignamino di magie e di quant'altro, di questo Newt Scamander, trasposto cinematograficamente, non mi ha mai convinto, perché la regia di David Yates, che ha curato poi la regia degli ultimi film di Harry Potter, l'ho trovata sempre abbastanza discontinua, senza ritmo, e anche qui la pecca principale è proprio, diciamo, che sta nel fatto che ci sono pochissime scene d'azione, e in un film fantastico dove ci sono duelli di magia, momenti fantastici veramente con animali incredibili, e colpi di qua e colpi di là, di stregoneria varie, non avere ritmo nelle scene d'azione e averne anche poche, e invece fare questi spiegoni su spiegoni su spiegoni, devo dire che poi alla fine risulta essere un po' tedioso e noiosetto. Poi questi film durano un'eternità, sono lunghissimi. Per fortuna tutta questa parte qui, che diciamo nella trama e per quanto riguarda la conduzione proprio scenica viene a mancare, viene sopperita, viene nobilitata dalle musiche straordinarie di James Newton Howard, che conosciamo benissimo, grandissimo autore americano che ha curato la saga di Hunger Games, Waterworld, Wyatt Earp e tantissimi altri film, nonché Il Cavaliere Oscuro con Hans Zimmer, il primo e il secondo della saga di Nolan, e comunque tantissime altre colonne sonore di un certo rilievo. Pretty Woman, perché si ricorda i film romantici. Ma il problema fondamentale è proprio che anche se riesce a nobilitarla musicalmente, poi il film comunque ha una conduzione abbastanza moscia. Però devo dire che le musiche di questo gran sinfonismo con questi temoni, poi lui centellina il tema famoso di John Williams del Harry Potter originario, e devo dire che il suo apparato, la sua architettura cinemusicale è di quelle veramente notevoli, riesce sempre a creare veramente l'enfasi giusta e il trasporto emotivo giusto. Quindi una grande colonna sonora di James Newton Howard, però il film ha qualche pecca. Ma andiamo in realtà a parlare di un film notevole di Almodovar, con il grande sodalizio con Alberto Iglesias. Vai, Madres Paralelas. Allora, come tu parli dell'America, io invece parlo più che altro di Europa. E perché? Allora, Almodovar è un grandissimo regista, ma Alberto Iglesias, che è il suo collaboratore storico dai tempi del Fiore del mio segreto, quindi del metà anni 90, è veramente un compositore ad altissimi livelli. Questo ricordo che oltre con Almodovar lui ha lavorato ad esempio con John Malkovich, con Steven Soderbergh, Oliver Stone, insomma stiamo parlando da un compositore che è sulla piazza da molto 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 tempo. In particolare su questo film Madres Paralelas, che comunque è un grandissimo film, lo voglio dire, proprio d'altronde Penelope Cruz ha vinto anche la Coppa Volpi per questa interpretazione. C'è un grandissimo cast. Io mi chiedo come ogni volta Almodovar riesce a trovare dei soggetti così interessanti e sempre così particolari, proprio almodovariani appunto. Quindi non sto parlando quindi della trama, non vi sto spoilerando nulla, vado direttamente alla colonna sonora, che invece io la ritengo bellissima, raffinatissima,
a tratti hermaniana, cioè ricorda qua e là Bernard Herrmann, senza però con molto più compostezza, con molta più asciuttezza nella scrittura. Però voglio dire, le coloriture quelle sono. E siccome non capita sovente di ascoltare appunto colonne sonore così raffinate nell'orchestrazione, e non te la ricordi per dei temi, per un tema particolare. Iglesias non ha quella facilità tematica, però ecco, a me mi ha colpito molto e vi spingo proprio a non solo a vedere il film, vi esorto non solo a vedere il film, ma anche a sentire con grande accuratezza una colonna sonora, che cosa vuol dire quando c'è un compositore con la C maiuscola dietro un film. A proposito di Spagna, però, mi sembra che pure te sia andata a vedere un altro film che notevole, che io ancora non ho visto, ma voglio assolutamente andare a vedere, anche perché... Allora, dando uno spoiler, così, visto che non l'hai visto, e anche i nostri magari fan, spettatori non l'hanno visto, quindi gli devo instillare la curiosità. Allora, voglio dire che su Madres Paralelas, Iglesias, che io adoro, di cui vi consiglio questi 2 cofanetti straordinari con tutte le colonne sonore, non solo di Almodovar, ma anche di tutti gli altri registi che ha citato Marco, ma molti altri. Devo dire che sono 2 cofanetti straordinari. Io non so quante colonne sonore ha fatto, ma se uno va a vedere la lista su IMDb c'è la qualsiasi proprio. È stato candidato all'Oscar per questa colonna sonora del film di Almodovar, l'ultimo. Ah sì? Se la merita tutta. Quindi da film ispanico ad altro film ispanico, che vi consiglio di andare a vedere al cinema sottotitolato, ma in lingua originale, perché c'è questo contrasto tra lo spagnolo della Penélope Cruz e di Antonio Banderas e l'argentino di Oscar Martinez, perché qua si parla di finale a sorpresa, official competition, che in originale è competencia oficial. Andando il fatto che comunque guardarlo in lingua originale capisce anche certe sfumature che ovviamente col doppiaggio si vanno anche a perdere solitamente. E devo dire che tutti e 3 sono straordinari. Si parla proprio di metacinema, perché tutta ambientazione quasi è una sorta di ambientazione teatrale, perché si svolge tutto all'interno di questa azienda molto asettica, molto distaccata umanamente, perché proprio si vede che è proprio qualcosa di quasi ospedaliero, perché c'è questo magnate che vuole rimanere nella storia, visto che ha una barcata di soldi incredibili, e a un certo punto che dice: ma io come posso rimanere nella storia ora che sono invecchiato e magari sto andando a morire? Che faccio? Faccio un ponte? Inauguro un ponte? No, ma non basta. Facciamo un film. Allora sceglie una regista indipendente famosissima, molto particolare, che è la Penélope Cruz, e poi la Cruz dice: vabbè, per fare questo film che ha una trama abbastanza intensa, quasi una tragedia, e infatti il titolo italiano è molto più attinente rispetto a quello originale, che è O competizione ufficiale, perché ci sono molti finali a sorpresa. E allora lei decide di prendere questi 2 attori agli antipodi. Banderas, che è il tipico attore che è ispanico ma utilizzato internazionalmente, famosissimo, fa anche TikTok, okay. E Oscar Martinez, che invece è il Tony Servillo della situazione, l'attore che fa il cinema indipendente, con un metodo di recitazione molto particolare, quasi alla Strasberg, quindi e c'è questo contrasto. Allora, se guardate il trailer è fuorviante, perché sembra un film demenziale, ma non lo è. È un capolavoro, è un film di un'intelligenza di scrittura e di regia stupefacenti. E io mi esalto di rado in certi casi, ma devo dire che ho riso dall'inizio alla fine ininterrottamente, e soprattutto i finali mi hanno lasciato le musiche. Particolarità che, diciamo, che la musica è il suono, sono i dialoghi, perché la regista, anzi i registi di questo film, che sono, ora ve li dico perché sono 2 se non mi ricordo male, sono infatti Mariano Con e Gaston Duprat, e spero di averli pronunciati bene, che hanno scritto anche la sceneggiatura insieme ad André Duprat. Hanno scelto di cospargere poco il film di 4-5 pezzi di musica classica, tra cui Eric Satie con la Nocien.
l'ho detta così. Vabbè, cioè, tanto nel cinema normalmente vengono usati due pezzi di Satie, o Gino Petit o Gnossien, quindi o è l'uno o l'altro, in questo caso è Gnossien. E devo dire che comunque vengono usati in maniera parca e nei momenti giusti, però veramente se volete tornare ad avere momenti di allegria, momenti di intelligenza proprio da risate compulsive, ma scritte come Dio comanda, andatevi a vedere Finale a sorpresa al cinema, non perdetelo perché veramente un capolavoro. Basta. Bene, e allora per oggi abbiamo dato 3 consigli per gli acquisti cinematografici, ripetiamoli: Madres Paralelas, Finale a sorpresa e Animali fantastici, i segreti di Silente al cinema. alla prossima, ciao! Ciao!